Si sei sardu, quando partisi ti puoi impalla su un'isola in trena, in su coro, in soffoeddoso, in ogni pensamento. So sardoso che ante la salsa del rissoro, poche recai fortuna in Italia e in su mondo, sunt medas, milli e milli. Ma sa Sardigna non dosa la sauso mai. In so circuloso, in so assozioso, in sa domoso, i può ancora si può in sardo, i può si cantanta sa scantata nostra, i può cocheu su culurzone se come te fachianta sa saiaias, si identità del so sardoso, sighi da biviti, mudata ma non muriti. Custu è su conto del sos ambasciatore de Sardigna, femminas e omines, chi mancai de attesu de sa terrissoro, sighint ad ne costruiti s'anima, a imparare a fizos e nepodes so valores de una comunità intera. Custas sun sa boche sissoro, sa storia sissoro, sa limba sissoro, ca esse sardos, non este pezzi una questione de geografia, est tu appartenenzia chi s'annoada d'ogni dia. Da più di 50 anni, l'associazione di sardi in Torino Antonio Gramsci accompagna la vita della città e delle tante famiglie arrivate dall'isola. Nata negli anni 60 da operai e studenti in cerca di nuove opportunità, è oggi un centro vivo di cultura, identità e partecipazione, aperto a chiunque voglia condividere questi valori. Su 68 fu un anno di guerra sociale. Questo fiotto di studenti e operai della fabbrica si sono coglioti a pare e la figura di riferimento fu di una deputata del suo partito comunista de Dando, Sinaria d'Angela Masucco Costa, Casteddaia e maestra in università di psicologia. E quindi si sono coglioti a pari, in questo tempo scopo dell'assozio fu quello di creare di zappare una collocazione a interessa città, no? Che sono sardos come tutto il territorio meridionale, se noi che tenevano una vita facile e meda a interessa città, tutto operaio e studenti, insomma. E poi de guerra nasce questo assozio. Tocca andare pure in questo anno in Torino che è da 70.000 sardos, infatti come abbiamo Torino fu la seconda città romana della Sardegna in questo periodo. Questa città fu cresciuta da 500-600.000 a più di 1 milione di abitanti e dunque non fu di tocca da guerrare ogni anno e possa fare la propria posizione in questa città, insomma. Certo, è stata dura. Cada momento che era a vita mi mancava mamma, babbo, frate, altri schivini, però poi resisto e niente. Mi la sa quando non piccioccheddo, e quindi ho deciso di mi cannare della rule. E sono venuta a Torino, che avevo questo dorfrale e questa zorre. Sul momento scuso, e quindi di che di andare a lavorare, per stare indipendente, per non pesare sulla famiglia, che siamo medas in Roma, in musu, medas. La prima visita che ho fatto in Torino, sul circolo. Sai, io via zero, lamento come ti sia come. Noi vivevamo, io ho vissuto al circolo, mia figlia l'ho allevata al circolo dei sardi, ragazzi. C'era un ambiente bello, non che adesso non ci sia l'ambiente, ma in tutte persone, la gente di una certa età è diversa da come dello spicciocolo di oggi, c'è una mentalità, è logico, è normale, quindi di un ritrovo. Tu accattava sul posto, trabalho per usare amico, poi sul paesano, andava sul circolo, aveva un po' di gente che cada uno che a giudare. Per me il circolo sardo significa famiglia, ragazzi, Sardegna. I miei nonni sono venuti su più o meno, mio nonno negli anni 60 per lavorare in Fiat, come penso più o meno la maggior parte dei sardi a Torino, e mia nonna l'ha raggiunto poi successivamente. Devo dire che ho iniziato a creare un rapporto ancora più forte, un legame ancora più forte con la Sardegna da quando sono qui, nel senso che ovviamente vivendo a Torino e avendo amici tutti torinesi più o meno, non ho mai avuto questo gran contatto poi con la Sardegna durante l'anno, quindi praticamente da settembre a giugno ero abbastanza legata solo a Torino.
Da quando sono al circolo sono entrata per un tirocinio universitario e da quando sono entrata al circolo il legame è molto più forte, anche la mia conoscenza della Sardegna sotto tanti aspetti è molto più ampia. Questo circolo l'ho conosciuto tramite le partite del Cagliari, perché sono una sfegatatissima tifosa del Cagliari, per cui mi serviva un posto a Torino in cui andare a vedere le partite. E a un certo punto, tramite amicizie in comune, mi hanno detto: guarda che se vuoi c'è questo circolo dei sardi, prova a chiedere se lì trasmettono le partite, e così è stato. Quindi tutta la salita dalla Serie B alla Serie A del Cagliari l'ho vista al circolo senza conoscere nessuno. Piano piano ho fatto amicizia prima con i più anziani, diciamo, con quelli che bazzicano qui al circolo, che l'hanno anche fondato il circolo. Sono diventata poi amica, appunto, c'erano anche i più giovani, non erano soltanto persone di una certa età, siamo diventati amici e a un certo punto mi è stato chiesto di entrare nel direttivo un paio d'anni fa e ho accettato perché insomma è un po' la mia famiglia, il mio punto di riferimento, un po' un'isola felice a Torino in cui quando sento la nostalgia di casa so che ci possiamo cucinare un piatto di mallo reddus o comunque senti la parlata e l'accento che assomiglia al tuo. Sono presidente dell'associazione Gramsci, dunque questo è un onore. Poi se contento, poi te s'associo tenere un spirito nuovo diverso, vince adesso s'associo sardo e demigravo in giro, non che sia mezzo, è diverso. E quindi sono contento, pure voi te io, sono sempre stato uno gramsciano e dunque ha barrato un onore per me, questa è la prima cosa. La seconda cosa, sul gruppo, io sono presidente, ma sul ruolo mio questo è un ruolo di passaggio, cioè io non posso essere sempre presidente di questo assozio. Poi come che sono io, credo che faccio il ballo mio un mezzo schifozzo, poi fortuna dentro un gruppo di gente competente, di gente con gana, non solo sordo sul direttivo, viene fuori dal direttivo che vi pensano a socio per il schizionamento sul direttivo. Sormannos, e questo spirito si sta mantenuto finché a come per questo motivo, che sono stato schizionato a Torino, tutto canto, non solo sul presidente, ma non solo sul presidente, hanno sempre tenuto questo spirito e lo mantenere finché a come, insomma. Dunque non posso essere che contento di questa cosa. Il direttivo è composto da 9 persone che provengono da ambiti differenti, da contesti diversi, per cui abbiamo dagli ingegneri alla musicista, dalla commercialista alla segretaria, insomma abbiamo un po' di tutto. Questo allo sportivo anche, questo ci permette, per fortuna, essendo tutti che abbiamo tanta voglia di portare qua delle cose che ci piacciono, di muoverci e di organizzare delle attività in diversi ambiti. Prima eravamo in un'altra sede, questa sede nuova ce l'abbiamo neppure da un anno, in un quartiere che ancora non conosciamo bene ma che sa tanto di paese, multietnico, ci sono tanti colori in questo quartiere. Quindi come obiettivo abbiamo innanzitutto quello di non essere, abbiamo anche cambiato il nome dell'associazione, prima era Associazione dei Sardi, questa cosa l'abbiamo cambiata in Associazione Sarda, perché non vogliamo che l'associazione, che gli spazi che occupiamo siano soltanto dei sardi, il contrario, vogliamo cercare di creare un ponte che poi è la motivazione per cui tanti di noi si sono spostati. Non ha senso costruirsi una vita da un'altra parte, punto e basta, senza pensare di creare dei legami, delle connessioni con il posto in cui ti trovi. Una delle associazioni con cui collaboriamo di più, diciamo, si chiama Le Petites Madeleines e loro appunto tra le attività maggiori organizzano proprio dei banchetti sia fuori che dentro la nostra sede di solito e non solo in realtà qui ma anche in altre zone di Torino. Si tratta di banchetti con libri destinati altrimenti al macero
Anche in realtà oggetti, quello lo fanno un po' più raramente, però oggetti magari, che ne so, vestiti, oggetti proprio oggettistica per la casa, eccetera, e organizzano questi banchetti aperti al pubblico, quindi vuoi lasciare un libro o vuoi prendere un libro che trovi, lo puoi fare tranquillamente. È sicuramente una realtà che ha fatto del radicamento e della cultura del radicamento, è riuscita a portarla avanti. Non sono tante realtà che con un'identificazione così forte e ostinatamente rivendicata, però anche con comunque un'apertura e una mobilità verso l'esterno, ecco, quindi quello che soprattutto a noi ci è piaciuto è un po' che le offerte culturali sono a forte carattere antropologico, antropografico, e quindi è secondo me una cosa che manca, cioè nella standardizzazione dell'offerta culturale, che è un po' sempre il rischio, l'Associazione Sardi mantiene un'identità che è capace di aprirsi, però con un'identità, non vorrei usare le parole sbagliate, ma sì, etnica molto, molto forte e radicata, che riesce a comunicare. Il nostro proprio, diciamo, core, come si dice, è l'animazione di comunità locali. Quindi abbiamo cominciato a lavorare con l'associazione Gramsci di Torino, proprio in progetti di animazione di comunità, e poi da lì non abbiamo più smesso, nel senso che li abbiamo un po' affiancati anche in questa nuova avventura del centro civico, quindi quando c'è stato il cambio di sede, ma noi abbiamo iniziato già nella vecchia sede del circolo, e con loro realizziamo interventi di animazione di comunità incentrati sull'economia circolare di prossimità, quindi sostanzialmente divulghiamo tematiche ambientali sul riuso, recupero, ridistribuzione, antispreco, ma con metodologie semplici alla portata di tutti, proprio per attivare la comunità che c'è qui in Piazza Umbria. Il progetto, diciamo, più solido che abbiamo, che è quello più continuativo, è Vivi Librum Campidoglio. Vivi Librum Campidoglio, ma è diventato Vivi Librum Campidoglio at Piazza Umbria, perché appunto è una volta al mese recupero e distribuzione di libri usati, è una grande festa con la merenda, ci sono iniziative per i bambini e si svolge una volta al mese o qui oppure in Borgo Campidoglio, ma sono le stesse persone, lo stesso format, quindi basta seguire un po' anche le Petit Madeleine per sapere se siamo qui o lì. E poi in questo momento è attivo anche il progetto ECOS, che è Economia Circolare Organizzata e Sostenibile, che è un laboratorio urbano fatto anche da altre associazioni che portano varie attività. E questo è attivo, quindi sia sulla pagina del Gramsci e sui social si trovano tutte le attività all'interno di questo laboratorio urbano. Il prossimo che faremo congiuntamente è il Festival Consapevolezze, che è incentrato su un altro tema molto importante per la nostra associazione, che è la parità di genere e l'empowerment delle donne. Quindi a fine novembre ci sarà un momento, ci saranno 2 o 3 giorni in cui lavoreremo insieme su questa tematica. Il rapporto con Fasi sono me disteso, abbiamo partecipato a su congresso su mese colau, abbiamo partecipato a questa convention de giovani sardos in su mondo. La fase è un riferimento a tutti i soci, per essere sul coordinamento della circoscrizione del nord-ovest, e poi abbiamo bisogno di collaborazione secondo il circolo di Ghinao in Torino, perché è nato un attimo, abbiamo stento un progetto sparis con sul circolo Sant'Efisio in Susano Scolauso, con sordi rivoli su Mattesi, noi partecipiamo a queste attività che fanno, come partecipato a Strarrivoli e su concerto che hanno fatto sul mese di settembre.
sono partecipato alle attività nostre e andiamo d'accordo insomma con solo di Nichelino, Pinerolo e insomma andiamo d'accordo. Di recente c'è stato appunto il congresso della Fasi e sono stata eletta coordinatrice nord-ovest del gruppo giovani e per il momento siamo ancora in una fase proprio organizzativa di base perché giustamente ci sono un po' di questioni da organizzare, ovviamente tutti i coordinatori anche nazionali stanno iniziando ad attivarsi e abbiamo tanta voglia di fare, tante iniziative e soprattutto abbiamo idea di unire, personalmente come coordinatrice nord-ovest mi piacerebbe proprio tanto collaborare con tutti i circoli del Piemonte, conoscere giovani e cercare di attirare giovani in tutti i circoli del Piemonte, della Liguria insomma e di conseguenza poi anche in tutte le altre circoscrizioni, sarebbe molto bello. Non è facile, è una cosa che soprattutto nei circoli dove magari il giovane è uno solo bisogna ingranare, insomma, non è una cosa che viene dal nulla. Noi personalmente abbiamo fatto un buon lavoro dal lato giovani, soprattutto con tirocini universitari e servizio civile. Molti dei giovani che sono qui infatti sono partiti così, quindi diciamo che la nostra idea sarebbe un po' spingere anche gli altri circoli a fare lavori di questo genere, quindi magari collaborare con le università, cercare di mettersi in contatto con i giovani, perché molti giovani banalmente non sanno neanche che esistono i circoli sardi, quindi magari si trasferiscono e sono anche da soli, quindi dare un punto di appoggio ma anche un po' più di vita a tutti i circoli. Per questo circolo Gramsci non è solo un nome, è un modo di guardare il mondo, un'eredità che i primi soci hanno custodito e che oggi i più giovani continuano a vivere tra partecipazione, consapevolezza e appartenenza. Perché l'identità spesso la riconosci davvero solo quando sei lontano. È lì che capisci da quale terra provieni, quale storia ti accompagna e perché vale la pena conservarla. E questo circolo, oggi come ieri, è il luogo in cui quella consapevolezza ritorna a casa. Andavamo scattando a vedere, sono rubini, sono riuscito a fotografia a Picciocoso. 79 se non sbaglio, 79, 80, 70, anche 81. Quindi andavamo tutti a manifestare in piazza, ma siamo proprio uniti, come lo spicciocone di oggi, non mi viene. Noi andavamo, ma veramente non andavamo a lavorare, andavamo a manifestare. Siamo andati pure a aeroporto, mi bloccavo per Israele, noi non siamo riusciti a andare a aeroporto per l'aumento, ma non come, da Meda. In Bulgaria, in via del Carmine, ma veramente anche di un'ia gente tanto. Siamo tutti sempre pronti con la bandiera. No, scusa, hai visto la fotografia da via Meda, non lo so se era già grasa, dispocuso che non era battuto. La fotografia, la bulletta della nave, in Bolaos, mica potevi scoprire la bulletta della nave. Ma poi quelli manco l'anno passato, talmente arrivati benino, capito? Si manteso sempre questo spirito guerradore, insomma, e sostemar de Gramsci su una barrao, su resistenza, su uguaglianza sociale, tutto questo cosa su una barra su questo tempo e dal manteniamo come vuru. Con Arrere noi abbiamo sempre fatto a Diesa Sardegna sul 28 di aprile una manifestazione politica, in un comunale di Torino, qui in Savarza, con tutti i sardi di Torino, poi cercare di combattere con i problemi che teniamo scomo, che possono essere la continuità territoriale, i problemi della Sardegna che costringono i sardi giovani a si andare dalla terra, insomma, al sud esterno. L'emigrazione, se vogliamo definirla così, è stato il culmine di un processo mentale che è durato anni, perché io quando mi sono trasferito comunque l'idea era finire l'università e tornare giù. Solo che poi non è successo e quindi devo dire la verità, solo ora, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno mi sono reso conto che comunque stare qua, lavorare qua, vivere qua comporta anche un po' diventare più stanziale anche a livello mentale, emotivo. Cioè il progetto si è fatto
via via più definito col tempo e quindi è stato un qualcosa di inaspettato. Cioè, c'è stato un periodo in cui mi sono reso conto che vivevo a Torino, cioè non è che studiavo a Torino, vivevo proprio a Torino. Ci sono stati momenti in cui me la sono vissuta molto male, nel senso che sentivo proprio di amare la Sardegna, ma che questo amore non era molto corrisposto. Perché pensavo che, ad esempio, il mio lavoro in Sardegna, che è il lavoro che mi permette di vivere, non lo so, cioè sarebbe un po' difficile farlo, ecco. E quindi un po' mi sentivo, non voglio dire esiliato, però me la vivevo un po' male. Però era un momento di riflessione molto superficiale, mi rendo conto. E anche molto egoriferita, perché mi sentivo, oddio, come faccio a tornare a casa con quello che faccio ora, è un casino. Però poi mi sono reso conto che in questi anni ho l'impressione che le cose stiano cambiando. Siamo agli inizi. E ho questo aneddoto fortissimo che mi ha fatto sentire sarda. C'è una canzone che a me ha sempre stufato, onestamente, che è Spunta la luna dal monte, perché sei sardo e ti chiedono quella, qui, da questa parte dell'Italia. Quest'estate è venuto, c'era Alberto Bertoli, il figlio di Pierangelo Bertoli, che faceva un concerto subito dopo il mio, quindi ci siamo incrociati nello stesso palco. E quindi mi ha chiesto se potessi cantare la parte di Parodi in sardo della canzone. E io, sorridendo, naturalmente ho risposto di sì, perché comunque era un onore. E quando l'ho fatta, a parte il fatto che ho avuto proprio un momento di vuoto, nonostante le parole, le conoscessi a memoria e fossero poche, però mi sono resa conto perché ho iniziato a vedere mani, cellulari, persone, tra l'altro in un palco, cioè davanti a me non c'erano persone che conoscessi, non avevo gli amici del circolo davanti a me, ero in provincia di Torino, le persone erano venute a vedere il concerto suo. In quel momento mi è proprio venuto da piangere e mi sono resa conto di quanto ogni più piccola cosa mi faccia riconoscere come sarda, in questo momento della mia vita la trovo preziosa. Credo che sia la cosa, cioè, diciamo l'aggettivo migliore. È prezioso essere sardi e quindi di conseguenza nell'esserlo mi sento più preziosa anch'io. Mancai atteso dessa Sardigna di este chi esighi da essere prima di tutto sardo, che impara da sospezzino sul valore de sa rainhasa, che esighi a fare vivi sa cultura, sa limba e sa tradizione. Casa identidade non ten l'accanas e sos ambasciatore di un popolo, sunti sos chi du portanti in su goro in calesi sia lugu andenti.